Sindaco, ci troviamo all'interno della grotta all'interno della quale c'era la miniera di carbone. Innanzitutto, qual è stato il motivo della richiesta della visita del vicepresidente nel vostro comune? Perché a Cludinico bisogna arrivarci, non è un paese conosciuto, però ha una realtà importante, quella dell'ex miniera di carbone, quindi ritenevo importante la presenza della Regione attraverso appunto la visita del vicepresidente per far conoscere questa realtà che per noi e anche per chi finora l'ha visitata è davvero straordinaria. Quali sono le richieste alla Regione? Le richieste della Regione sono di riuscire a migliorare la fruizione di questo sito. Per farlo abbiamo bisogno di qualche piccolo intervento perché il grosso è già stato fatto per renderlo visitabile, avremo bisogno di una viabilità un po' più comoda e sicura per poter entrare con persone anche magari che hanno difficoltà, ma non particolari difficoltà impegnative, perché sappiamo che qua ci sono delle regole ben precise per chi può visitare il sito dell'ex miniera. Però abbiamo necessità logistiche che ci richiedono davvero una viabilità migliore per raggiungere le entrate del sito, e oltre a questo abbiamo bisogno di mantenere all'interno le gallerie visitabili facendo delle manutenzioni, e quindi per poter continuare questa importante rivisitazione storica e per già gli impegni economici che sono stati investiti, l'attenzione della Regione è fondamentale. Cerchiamo di capire però la storia di questa struttura all'interno della quale ci troviamo, e lo facciamo con la guida che quest'oggi ha accompagnato la comitiva nella visita. Ce la inquadra velocemente? Sì, siamo partiti nel 2009 con queste visite guidate. Gli anni scorsi abbiamo avuto anche 500, anche più visitatori. Come dico, speriamo di continuare con queste visite, facendo migliorie all'interno della miniera. Vicepresidente, alla fine della visita le richieste del sindaco sono ben precise, immagino uno scopo turistico per una zona, la montagna del Friuli Venezia Giulia, che è una risorsa per questo territorio. Innanzitutto un ringraziamento a Mara Beor, che è il sindaco di Ovaro, all'associazione e ai volontari che ci hanno guidato in questa magnifica escursione all'interno di questa ex miniera di carbone. Devo dire che Ovaro negli anni ha fatto grossi investimenti per quanto riguarda la parte turistica, soprattutto legata al Giro d'Italia. Non per nulla porto il giubbino dello Zoncolan, ma Ovaro non è solo lo Zoncolan, è anche molte altre cose. Questa miniera è conosciuta da pochi, c'è la possibilità di renderne un prodotto fruibile da molte più persone, quindi farla diventare non solo per Ovaro ma per tutto il comprensorio carnico una meta. Serve molto poco, devo dire, perché il lavoro straordinario dei volontari e dell'amministrazione comunale ha fatto sì che sia già molto infrastrutturata. Serve una viabilità di sostegno, perché giusto per capirci, se l'operatore filma gli estintori, per dire solo gli estintori, che sono tantissimi all'interno di tutto il percorso, debbono poi ogni fine autunno essere riportati nella base, eccetera, e viene tutto fatto a mano perché non c'è una viabilità di supporto per arrivare agli ingressi delle miniere. C'è solo una mulattiera che è bellissima, che va mantenuta e va fatta per coloro che entrano, ma poi tutta la parte legata all'infrastrutturazione è necessaria. Quindi cercheremo adesso di capire su questo come poter intervenire, perché diventa uno degli ulteriori interventi per infrastrutturare un territorio, quello della Carnia, che è straordinariamente appetibile, perché oggi si cerca un turismo emozionale, un turismo diverso, insomma, che dia la possibilità al turista di arrivare, di assaporare il luogo che si reca a visitare, e in Carnia ci sono moltissime situazioni. Questa è una di quelle. Oggi siamo ad Ovaro, ma poi nei giorni prossimi saremo in molti altri comuni della Carnia.